c'è stato un incontro tra noi e i colleghi del Torresano e abbiamo detto, innanzitutto era la curiosità di capire com'era il loro spiedo e poi dopo il desiderio di fargli conoscere. E facciamo quindi una prova. Dice, se mettiamo insieme, facciamo una prova, vediamo cosa che viene fuori. Lo spiedo d'alta marca sono 3 tipi di carne: pollo, coscia e sovracoscia, costicine e ossocollo, cotti con intramezzati da una lardella, per cui una fetta di lardo con una foglia di salvia. Sono praticamente giovani piccioni che non hanno ancora spiccato il volo e hanno mangiato solo dal becco dei genitori, dei colombi che li alimentano, proprio perché non possono muoversi dal nido e acquisiscono un sapore particolare. Tenere sempre costante una temperatura e vedere che l'aspetto esterno è sempre lucido, perché significa che continua a sudare, a trasudare e far uscire i grassi che ci sono all'interno. Questo spiedo ha il gusto di 3 carni messe insieme, infatti se io lo fermo, guardate un attimo, vedete come subito gocciola. Questo grasso, che adesso gocciola, in realtà quando gira lo spiedo, gira attorno alla carne. Essendo il grasso un ottimo portatore di gusto, questo è il vettore per cui questo spiedo non saprà più di pollo, di costicine o di ossocollo, ma saprà di spiedo d'alta marca.